Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, stavo già ridendo, non è corretto, ma insomma siamo pronti per una nuova settimana di Trieste in diretta che inauguriamo con Giorgio Dendi. Alla grande, quindi. Allora, dopo avremo ospite il dottor Giorgio Sarcletti, con il quale cominceremo anche un pochettino a parlare di questo antivirus, sperando che voglio dire, tutto quanto si contenga, eccetera, però insomma è un argomento di cui comunque si parla, ma di questo parliamo nella seconda parte. Allora, come va? Abbastanza bene. Allora, buongiorno a tutti. Allora, fai un'altra presentazione quando ci sono gli altri, va bene, lasciamo perdere. Ma devo trovare un modo per cambiare sì, no, giusto, per variare. Allora, ti ho accennato, per questo stavi ridendo quando è partita la sigla, al telegiornale delle 13:20 vostro. Okay. L'hai guardato? Sì, no, sì. L'ho condotto. Vabbè, insomma, è diverso. Però condurre magari sei attento alle cose. Appunto, è diverso. Dopo devi godertelo da casa e guardartelo. Avete fatto un servizio sul Teatro Stabile. Ok. Ci sono tante presenze, così, tutte le classifiche, tutte le statistiche. Avete Marco Stabile nella vostra redazione, doveva farlo lui, era più un conflitto di interessi. Ah, sarebbe stato conflitto di interessi. Ecco, no, io sto attento, per chi non mi conosce, sto attento a tutte queste curiosità, queste cose, quelle cose che non servono nella vita, quindi sono le più importanti. Soprattutto dove ci sono numeri, come in questo caso. Dove ci sono numeri, dove ci sono parole, lettere. A proposito di numeri, no, perché questa è una cosa curiosa. Allora, io leggo molto anche su Kindle. Non solamente i libri, ma anche su Kindle, eccetera. Adesso ho un po' di problemi perché devo aver schiacciato un tasto e Kindle non mi dà più le pagine corrispondenti al libro, mi dà soltanto le percentuali di pagine lette rispetto al totale. E devo dire la verità che un pochettino sta roba mi scombussola. Ragazzo, trovati un esorcista, si fa semplice con Excel, sì, cosa che ti fa le proporzioni. Però devo dire, scrivi la pagina ultima, letto pagina 50 invece di leggere 10% di lettura. È una cosa alla quale non siamo abituati. Prima sì. accennavamo anche al fatto, una cosa che non siamo abituati, il numero di telefono, sì. Come si pronuncia, perché io abbiamo fatto la prova dei microfoni, ho sparato dei numeri a caso e dalla regia hanno chiesto il tuo numero di telefono, no, perché il mio è 3.471.000 e ogni volta che lo dico così uno dice oddio, come si fa a scrivere? Siamo abituati a dirlo a 3 o a 2 cifre alla volta. 3 per quello che mi riguarda. Sì, di solito sì. E quando qualcuno te lo dà con altre scansioni. Oppure l'IBAN, qualcuno dice cifra per cifra e io invece dico settore per settore, perché c'è Italia 49 il mio, poi c'è una lettera, poi c'è il codice della banca, il codice dell'agenzia e poi il numero del conto che io so che comincia con 4 zeri perché insomma... Sì. Sono 27 caratteri. No? Perfetto. Ok, benissimo. Allora. È come una puntata di Quarqua. Allora, io ti ho preparato, e non è questa la prima immagine, scusate in regia, non è questa la prima immagine, possiamo partire anche da qui. Noi vediamo il preview, ecco, torno indietro. Ero, dall'ultima volta che ci siamo visti, ero a Lucca, alla Scuola Alti Studi, se dico bene, sì, alla Scuola Alti Studi di Lucca e c'era il campionato italiano di calcolo mentale. In questa manifestazione 3 persone, che sono nella prima immagine, hanno battuto 3 record del mondo di matematica, che così uno non pensa che ci siano record del mondo di matematica. Invece c'è... che cosa consiste un record del mondo in matematica? Ecco qua, se adesso scusa stanno girando e sto guardando, ok. Il record del mondo consiste ci sono delle categorie, delle specializzazioni e ovviamente chi fa il tempo migliore a dare la soluzione esatta vince. Per esempio, facciamo la somma di 10 numeri di 10 cifre, e questa è una delle specialità, se fai molto veloce c'è un sito dove si può gareggiare, il sito è imparziale, ti trova delle combinazioni, per cui... Cioè ci sono delle operazioni, virgolette, sempre quelle, nel senso c'è una... va a tempo in pratica. Va a tempo, chi fa il tempo migliore... avendo indovinato il risultato. Avendo
sì, indovinato, però direi avendo calcolato giusto, non indovinato. Sì. No, giusto. Allora, una delle specialità, per esempio, per le quali è stato battuto il record è questa. Ti do un numero di 10 cifre. Ok. Quindi, come il mio numero di telefono, 3 miliardi, ecco per capire. Un numero di 10 cifre, poi un numero di 5 e devi fare la divisione. Ti dico che la divisione è un numero intero, non viene con la virgola. No, proprio divisioni, nel caso mio sai che la cosa... Vabbè, però viene un numero di 5 cifre e quello, eccolo qua, ecco qua è un altro, se potete mettere questa, vedo che stanno cercando, ecco questa è un'altra gara, ecco in questa gara hanno dato un numero di 8 cifre. Il quale? I 47 milioni 95 mila 271 e tu devi dire quant'è la radice quadrata. Allora Aryan, che è un ragazzo indiano che è venuto da noi in Italia per l'occasione, di cui mi parlavi qualche tempo fa, ti avevo parlato, sì, che sarebbe venuto e dopo è venuto, lui ha detto la radice quadrata di questo numero è 6.862,59943, cioè deve trovare 4 numeri interi e poi 5 cifre decimali, tutte esatte. Se guardi sopra, vedi che ci sono 10 numeri proposti, sì, e lui sta facendo il settimo, no? Perché la prima colonna l'ha già fatta, vedo. E adesso è alle prese col settimo. Allora, fare la radice, ti dico, io sono specialista delle gare, ma neanche se fosse intera non riuscirei a fare la radice del primo nel tempo che lui ha fatto le radici di tutti i 10 numeri esatte con 5 cifre decimali. Quanto tempo ci ha messo? 30 secondi. Ma vai, il canale. Ok, adesso non ricordo, scusa, ha fatto due record del mondo in quell'occasione. Adesso non ricordo se... È lui, no? Ecco, questo ragazzo è lui. Forse ho mandato le diapositive, chiedo scusa in regia, forse le ho mandate malamente. Ecco, Aryan è il ragazzo in mezzo, questo che tira su questa cosa è suo papà, è l'abaco che usano loro, è un abaco diverso dai nostri e lui da bambinetto ha cominciato a manipolare questo abaco e ad appassionarsi così alla matematica, a capire come si possono fare i calcoli. No. Adesso, ecco sì, questa è la diapositiva che volevo fare per prima, qua siamo noi tre, pensa, quello in mezzo sono io, questo siamo al ristorante. Noi tre abbiamo fatto 3 record del mondo in quei giorni, perché Domenico, che è di Torino, che è qui alla destra, lo vediamo noi, ne ha fatto 1, Aryan ne ha fatti 2 e io non ne ho fatti neanche 1. E quindi, però eravamo a cena insieme. Dopo io sono sempre così, faccio parte un po' dell'organizzazione. Come dire 4 Oscar in 3, anche se c'è uno... Sì, 3 in 3, io neanche 1. No, ma adesso qua io la metto in ridere, non sono in grado di fare più le gare come un ragazzino che si è allenato da quando aveva 8 anni, si è allenato e... Insomma, bisogna cominciare da piccolo. Sì. Dopo io faccio anche tante cose, per cui non riesco... Ma ascoltami una curiosità, forse me l'hai già detto l'altra volta. Per esempio, come si chiama? Aryan. Sì. Poi dopo, con 2 A iniziali. Lui lavorerà nel campo della matematica. Lui è un ragazzo a 16 anni. A 16 anni. Sì. Ma vuol dire, ha già un... Ma ne abbiamo parlato. Allora, mi ha detto che gli stanno capitando le cose così di fretta. Lui è andato una volta in Turchia a fare una gara, spaesato, non sapeva di cosa si trattasse. È andato a fare la gara e ha visto che ha ottenuto un bel risultato. Una gara semplice. Sì. Allora ha cominciato ad appassionarsi e ha visto che riusciva a fare con semplicità tutto quello che nessuno al mondo riesce a fare. Ma voglio dire, riformulo la domanda perché forse non sono... Cosa farà da grande? Sì, cioè voglio dire, perché questo è diciamo che è un dono, adesso non so, un talento, certo, un talento. Chiamalo come vuoi, ma può venire utilizzato proprio nel campo della matematica? Ma è ovvio.
è ovvio che lui ha l'occhio per vedere, Sì, se lui sì. va alla NASA dove stanno per lanciare qualcosa e vede dei calcoli sulla carta, li fa, lui è in grado di dirti questo è giusto, questo è sbagliato, Sì, più veloce che del tempo che tu potresti impiegare per inserire qualche dato dentro in qualche computer e impostare che ti faccia quel calcolo lì. Quindi anche la sensazione se i numeri stanno bene insieme, questa cosa è utilissima nella matematica, in qualunque. Sì. Lui c'ha l'occhio, se è in grado di darti tutto subito, altro che se si accorge se c'è qualcosa. Come avere l'orecchio naturale per la musica, una adesso detta così magari banalizzo, sì. però. Dopo scegli tu cosa fare avendo l'orecchio naturale, se andare. Poi non è detto. Però comunque però. nella musica troverai dei posti da fare, e nella matematica, cioè la matematica c'è dappertutto. Sì. I bachi, trovarli nei programmi, insomma è molto utile. Io sono amico di Andrea Muzzi, con 2 I finali, che era il campione mondiale di memoria. Adesso è venuto un giovane più giovane di lui, perché lui pian pianino invecchia, però è venuto uno ancora più giovane che adesso ci si comincia, si sa di queste cose, ci si comincia ad appassionare anche più piccoli, no? Allora, capisci, se io ti chiedo 8x3 e vedo che prendi la calcolatrice fuori dal. 8x3 fallo a mente, non farmi 18x33 o cose del genere, però quel minimo di cose puoi farle. Tra l'altro fino al 101. Ma sì, qualche calcoletto, e dopo vedrai. Questo ci ha detto anche nella conferenza, quella dove c'era il papà. Anzi, forse, scusa, se possiamo mettere di nuovo qualche diapositiva di Ariane, così posso commentare. Allora, il messaggio che vorrei darvi è questo. Scusate, così. Eccoci qua, ecco, vedi, in questa diapositiva, per esempio, si vedeva, ecco, che lui ha fatto 9 divisioni, perché una l'ha cannata, vedi la terza che non ha il segno di spunta, ecco, erano così, apparivano sullo schermo nostro e sullo schermo suo, e ha fatto 9 in 31 secondi. 9 divisioni, però queste appunto di 10 numeri. Di 10 numeri diviso un numero di 5. Sì, quindi. Insomma, una roba, risultato intero, però l'ha fatto in 30 secondi. Vuol dire che le radici le ha fatte in 60 e qualcosa secondi. Comunque alla grande ha battuto tutti i 2 record del mondo. E eccoci, il messaggio che lui ha detto nella conferenza, siamo stati tutto un pomeriggio a parlare, no? Anche col papà, e c'erano tante persone che dopo avrebbero partecipato alla gara. Lui ha detto, ed ha fatto lo stesso discorso. Io sono andato in Nepal, no? Sono andato ai campi base, che sono appassionato in montagna, che ho sentito a questi famosi scalatori: perché vai sul monte? Perché è lì, perché la tentazione di andare è forte. Se c'è, mi misuro, vabbè, lì è anche pericoloso, però Ariane diceva, faccio i calcoli perché sono lì, perché voglio provare e non corro nessun rischio, a vedere se riesco ad alzare l'asticella, cioè facendo un tempo migliore. Quanti anni dicevi? Com'è? 15 anni, quanti ha? 16 anni adesso, però i record li ha già da un po', adesso ne ha fatti altri 2, c'è tutta una cerimonia per filmarlo, perché deve essere, allora ci hanno detto tutti fate silenzio assolutamente, perché mandiamo il filmato dove omologano questi record. No. Eccoci, questo è il papà, vedi, e quello è Domenico, quello vicino a lui che traduceva dall'inglese, ecco qua siamo di nuovo a cena, che traduceva dall'inglese le varie cose che diceva. Ecco, aspetta, come stavo dicendo, alziamo l'asticella. Un po' asticella, vediamo fin dove arriviamo, insomma, però lui si divertiva. L'ho visto, e questo gli ho detto, mi ha fatto piacere. Qualche volta si trovano in rete anche degli orientali che fanno queste cose, però io li ho visti tutti tristi. Invece lui era bello divertito, commentava con noi queste cose, dopo non ha battuto record. Ti dicevo come si svolgeva la gara, tutti silenzio, ecco, diceva in inglese, ci troviamo a Lucca in questa scuola, c'erano delle persone designate come testimoni adulti, e ci sono tante altre persone, siamo stati inquadrati. Adesso Ariane tenterà di fare questo record, e il record numero in questa pagina dove si può provare a far tutto,
e vediamo, Arian, quando sei pronto, e anche la tastiera e il computer dovevano essere non suoi, per cui lui si è un attimo esercitato sulla pressione della tastiera a scrivere una cosa così a caso prima, ecco, in modo che siano tutte le clausole esaudite, come si dice, insomma, che dopo sia valido. Infatti ha scritto su Facebook, noi siamo amichetti, io e Ariane, mi ha scritto, sono stati omologati. Il record è stato omologato e io l'ho ringraziato anche perché i suoi genitori mi hanno portato una scatola di buoni biscotti indiani che non ho qui da mostrarti perché li abbiamo fatte fuori. Con zenzero cos'è? Ma erano una strana, come le nostre meringhe, dolci, friabili, così, e però erano una cosa tipica di loro e li ho mangiati. Allora, vogliamo passare a... Allora, passiamo a quelle altre immagini, quelle dove c'è Batman, lì cosa c'era? Sì, abbiamo visto prima in anteprima Batman, per dirti... vedo che sono alla rovescia rispetto a come le ho mandate io qui, adesso non so se possiamo... Io non guardo perché... non guarda perché sarà motivo di studio poi... Eccolo qua, Batman. Questa l'ho ritagliata, non mi ricordo neanche dove. Osservato il gioco, Batman punta, numero 23, Batman vince. Conosco la legge delle probabilità e ho scelto il numero che aveva più probabilità di uscire. È buono. Cosa ti sembra? No, qua... secondo me è una stupidata. Non c'è un numero che ha più... Conosco la legge delle probabilità, per esempio, tra l'altro l'hanno scritto senza accento, la seconda volta hanno scritto con l'accento, la prima senza accento. Ecco, vedi, anche un correttore di bozze deve avere questo occhio come c'ha il mio amico, ragazzino, no? Per accorgersi anche di tutte queste cose. Scusa, tu quando dai una notizia e magari nella fretta ti hanno scritto, non so, Sagrado in provincia di... devi sul momento devi fare una correzione in perché magari c'era qualcosa già scritto che hanno adattato e devi fare una correzione al volo nei testi che ti preparano. Tutti nel loro mestiere devono essere pronti. Il 23 non ha una probabilità maggiore di un altro numero, sono tutti là, però su questo fumetto così non so neanche come mai leggevo questo perché ho altri fumetti che leggo. Però insomma mi è capitato tra le mani e non ho potuto non osservare. Ecco, allora l'invito è osservate queste cose. Dopo andiamo avanti. Ecco, però le immagini, scusa, tornano all'indietro. Perché deve essere... forse sono state montate al contrario. Adesso arriveranno. Beh, se no cambiamo argomento. Ecco, va bene anche questo. Il mio amico Moreno ha preparato questo rebus, questo indovinello. Sulla rivista per abbonati La Sibilla, che è quella famosa che ogni tanto ti cito, il capo si è rotto i pantaloni. Questo è il titolo, così giusto per mostrare come funziona un indovinello. Puoi leggere il testo. Allora, per uno strappo in mezzo ad un passante in direzione si mostra agitato e verso lui qualcuno ha pronunciato "ma va a morì ammazzato". Allora, questo è un indovinello, nel senso che c'è un titolo, il capo, parla del nostro capo, no? del nostro direttore. Per uno strappo ai pantaloni in mezzo a un passante qua sulla cintura, no? Sì, quando si rompono i passanti della cintura deve mettersi le mani nei capelli. Perfetto, avendoli, perfetto. Nella direzione, siccome è il direttore, si mostra agitato. E verso lui qualcuno ha pronunciato "ma va a morire ammazzato". E questo però non ho capito perché, le ultime due. E verso di lui, verso del capo. Verso il capo dicono "ma va a morire ammazzato". E la barzelletta, il solito modo di dire del capo che è odiato da tutti i dipendenti. Non avevo capito quello. Però il parla di un'altra cosa che ti invito a risolvere. Allora, intanto... Vabbè, però sarebbe una ridondanza. L'autore è Moreno è sempre così che coglie qualcosa di curioso per i giochi. Allora, qua c'è per uno strappo, strappo può essere anche un passante, sembra che parli di quelli della cintura. Può essere uno che passa e uno strappo può essere tu mi fai il gesto uno che cammina, ma sì, è un passante, ma non in quel senso, però sempre una persona che passa. Però uno strappo, scusa, tra me e te, se parliamo, uno strappo, non potrei chiederti se un passaggio.
un passaggio, uno strappo, sì. mi dai uno strappo con la macchina? Sì, quello intendevo. Ah sì, ok. Sì, A un passante, a uno che passa con la macchina. Ok. In direzione si mostra agitato. Cosa agiti per avere uno strappo a uno che passa? Di solito la mano. Ma la mano sì, ma un pezzo della mano. Che Di gesto? solito fai così. Eh sì, col pollice. Col pollice l'autostop, no? L'autostop, sì. Quindi sì. per avere uno strappo in mezzo a un che passa, Sì. in direzione, perché fai Da che col direzione pollice devo andare? dimostri la direzione nella quale devi andare, Sì. è agitato questo dito, e verso, non è verso di lui. Verso può essere anche un verso. No, perché stiamo parlando del pollice, no? Pollice verso. È il pollice verso, ma va a morire nel ammazzato, senso. perché nell'antica Roma, Sì, come che no. dopo mi sembra anche che non sia proprio vero, ma si vede nei film, nei Sì. Ben-Hur, in tutti questi film, Spartaco, ecco, tutti questi film storici, si vede che il pollice verso, il gesto del reo, Significa. va a morire ammazzato. E quindi la soluzione è il pollice. Ah, sì, io qua mi perdo. A un passante, no? Sì, sì, sì. In direzione di dove mi porti lì, e quello verso significa va a morire ammazzato il pollice. Ecco, noi facciamo i campionati, adesso posso mostrare questa diapositiva, vedi che io ci sono nelle prime 2 colonne, ho preso 18 punti nella seconda gara, in classifica generale sono a 36, non so se riesci a vedere. Nella prima colonna ho 18 punti. Ok, sì. E in totale nelle 2 tappe 36 punti. Invece nella categoria dei rebus ho 18 punti sempre nella seconda tappa, vedi Clou Edoardo è un ragazzo che si è appassionato con i miei filmati su internet e vedi che mi batti. Come dire Robo e Ampere? Robo e Ampere sono i campioni. Robo okay. e Roberto. Sì, sì, E sai che Ampere non so chi sia. Adesso vedo scritto. Pseudonimo Roberto. Adesso vedo scritto. Sì. Sì. Faccio diventare matta sua figlia perché è appassionata di matematica, ogni volta che ci incontriamo le faccio problemi e lei corre da me, insomma, la figlia di Robo. E qua c'è, dove sono? 36 punti o anche in quest'altra. Ecco, io non faccio giochi tanto, qualche volta riesco a essere anche primo così, però non ho la costanza per vincere. E qui vedo anche in questa classifica c'è Clou Edoardo davanti di me, anche Dottor Sachs che ho portato anch'io, anche lui. Insomma, questi è come Eva contro Eva. Però ecco, noi facciamo, c'è anche Moreno, forse da qualche parte, quello di cui ti ho preso. Ma lui fa più che altro questi versi, quelli di prima, giochi in versi. Andiamo avanti con le diapositive. Ecco, salta questa, non guardarla, quella prima, perché c'è un rebus che è apparso, purtroppo il montaggio è arrivato alla rovescia. Ecco, questa possiamo mostrare. Questo è il rebus che ho fatto io e che mi sono classificato bene con questo rebus che dopo è stato disegnato. Allora vediamo intanto una curiosità. Tanto siamo a Napoli. Com'è? Tanto siamo a Napoli. Siamo a Napoli, sì, esatto, c'è il Vesuvio. E nei rebus che vediamo sulle riviste ci sono tante lettere di solito, no? Qua non c'è una nota. C'è una nota. Vedi che così le idee, vedi, tanti anni fa si pensava di aver grattato il fondo e non si inventerà più niente, invece si può in inventare qualcosa. Questa è una chiave di Do, no? Ma sì, però tu devi usare, guarda, 7-6 5. Ah, scusa, non l'avevo visto. Ecco, devi usare una parola di 7-6 e poi una parola di 5 e mettendo tutto insieme, spezzettando nel modo giusto, una parola di 9 e un'altra di 9 che è la soluzione. Okay. Beh, intanto ci hanno messo, il Vesuvio tu hai detto sarà Napoli, e questa parola è giusta, fa parte della soluzione. Cioè? Napoli? Ok. Sì. Però vedi, c'è una data, 1839, uno se non sa si aggrappa a tutto. Sul mio sito ci sono tanti filmati nei quali propongo, più di 1000 filmati nei quali risolvo
dei giochi enigmistici, anzi ringrazio la settimana mistica, anche la Sibilla, che mi permettono di prendere qualcosa ogni tanto, ma io ho le stesse difficoltà di tutti gli altri, e allora mi aggrappo. Cosa è successo nel 1839? Ma c'entra il fatto che c'è la ferrovia? C'è la ferrovia, sì, perché c'è un trenino, c'è quella nota che è c'è anche una macchina della Fiat con quel nome. Punto. No, c'è proprio quella nota. Punto, avrei disegnato un punto, non ho disegnato io, ma Che è una macchina della Fiat? Sì. No, Panda no. Delta no, perché non è E la Delta no, è Lancia Delta non è. Beh, proviamo a dire, quella, tu hai detto Napoli, che ha quante lettere? 6. 6, però vedi c'è 7-6. Okay. Quindi devi mettere una parola di 7 lettere davanti. Ok. Allora questo è tosto, per cui se qualcuno ha difficoltà, però vi mostro se uno è interessato, cosa si può fare. Beh, scusa, in quella data quante ferrovie ci saranno state? Mi pare che la Napoli-Pozzuoli fosse la prima. Non Pozzuoli, ma non Pozzuoli, ma inizia sempre con la P. Portici. E Portici quante lettere? Portici ne ha 7. 7. Allora scrivi, vedi che il può essere trenino... Porticina. vedi che il trenino non va da Napoli a Portici, ma da Portici a Napoli, così... ok. L'hanno fatto il trenino che va alla rovescia. Là c'è il maschio angioino. Sì, Castel dell'Ovo forse. Allora, questa diventa Porticina. Napoli. Porticina. E le prime 9 lettere, 9, Porticina, Poli, avanza Poli, e una porticina come può essere? Queste porte vedo che sono tinta unita. Ma Policroma. Policroma, perché quella è una croma. È una croma. Adesso, Infatti, se gli amici riescono a recuperare la foto successiva, quella che io ho messo successiva, che ha anche la soluzione, così anche da casa uno non diventa policroma, sì, perché immaginavo che quel tipo di quello è una croma, non sapevo neanche io. Ho detto, noi autori mandiamo solo la soluzione del rebus, eventualmente una traccia per il disegno, però dopo si arrangiano loro. Io la croma non sapevo come si fa. Eccola qui la soluzione. Ecco, vedi, sì. Portici, Napoli, croma. Di solito c'è R, una lettera, un gruppo di lettere. Ma immaginavo che una delle soluzioni fosse quella nota particolare, che difatti pensavo fosse una chiave. Sì, non so neanche io ben definirla, però hanno realizzato bene anche il fatto di mettere la data e di fare il trenino che sta andando proprio verso Napoli, sì, perché c'è il maschio angioino. Sì, perché sai cosa? Nei rebus una regola è che si va da sinistra a destra, quindi avresti dovuto dire prima Napoli e poi Portici. Sì, però il trenino va lì. Sta facendo la tratta Portici-Napoli. Sì, è vero, perché si legge, è vero, di solito. Quindi, ecco, vedi, anche questa idea mia, che è venuto fuori così, non è che... però di dover mettere prima la seconda città e poi la prima, secondo la lettura, e anche questo forse per questo mi hanno dato un punteggio più alto. Si poteva essere più facile, no? Fai 2 porti, la Cina, il polo, no? Sì, però sarebbe stato come lo un metti rebus con tante cose. Nei rebus che abbiamo sulle nostre riviste c'è un unico concetto e viene fuori sì, deve essere un gioco, no? Abbiamo ancora tempo? Sì. Un paio di minuti, credo. C'è ancora roba? Sì, abbiamo adesso, saltiamo questo, io non ricordo, ecco, questa è la Sibilla, questa è la rivista per abbonati, no? Ogni 2 mesi viene un numero, se vuoi così. Matteo ti ho già mostrato, se volete inquadrarmi, questi sono i numeri. Ogni anno abbiamo la disegnatrice e i disegnatori che ci deliziano con delle copertine sempre nuove, belle. Anche molto belle, tipo Art Nouveau. Sì, io ho quelli di 50 anni fa che erano in bianco e nero con un unico disegno, insomma anche gli enigmisti, anche se è solo a piccola diffusione per noi abbonati, comunque tra l'altro, è curato, perché vedi anche le immagini. Aspetta, io non so come mostrare, anche le immagini sono a colori, insomma. Mi sono anche ricordato giorni fa, quando avevamo parlato
di come usciva la settimana enigmistica, no? che almeno all'inizio non ha avuto un'uscita regolare, eccetera, per tutte le ragioni, eccetera. E poi dopo l'altro giorno, per conto mio, ho scoperto che anche il Giallo Mondadori, che più o meno nasce grosso modo in quegli anni, anche il Giallo Mondadori aveva un'uscita molto, molto particolare, non era sempre settimanale, poi adesso mi pare che sia diventato quindicinale. Sì, tranne i piccoli aggiustamenti di 1 o 2 giorni, e qualche volta per non far uscire il primo dell'anno o il giorno di Natale, forse perché le edicole erano chiuse, adesso non so, insomma, roba di 70 anni fa, non so come funzionava, e hanno cambiato la data e poi di nuovo risistemato la settimana dopo. Però una volta ha saltato una settimana, quando è stata bombardata la stamperia, e una volta ha saltato 10 numeri, cioè 70. Mi ricordo, è anche molto interessante quei giorni di Piazzale Loreto e dei vari avvenimenti, e il prezzo oscillava, andava su e tornava giù anche. Ma me lo sono ricordato, non so perché, poi sono andato a vedere come uscivano i Gialli Mondadori. Insomma, e dopo questo è un regalo che ho fatto io alla mia cittadinanza. Vedi, anch'io, noi facciamo i giochi. Peccato che loro non ti vedono come ho visto io la tua faccia. Allora, questo è un anarebus, è un rebus pubblicato sulla settimana enigmistica. E, insomma, l'autore cerca di fare, non c'è anche nei film che mettono qualche volta qualche dato, qualche curiosità, che come si chiamano le uova di Pasqua, come si dice? Easter egg, quando ti mettono qualche curiosità nascosta che di solito nessuno si accorge, però il cultore magari si accorge di quella particolarità. Scusa, è così, si chiama così, perché lui guarda. Sì, Easter egg. E anche in qualche film, se non so io se. Nei film diciamo che si chiama Red Herring, sarebbe, che però lì ti depista più che altro. Ok. Vabbè, o c'è il McGuffin, che è tutta un'altra roba. Però per esempio un mio amico Marco Broglia ha fatto un problema di matematica dove la protagonista è Anna. Perché? Perché si parlava di anni. Allora la soluzione, curiosamente, facendo calcoli laboriosissimi, alla fine veniva 2026, che è l'anno in corso. E allora ha messo il nome Anna alla protagonista. Allora, qua dobbiamo vediamo. Fare in tempo, Municipio del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, che forse ok. Per avere la soluzione scrivete il nome secondo la numerazione 1, 2, 3. Allora l'Anarebus è un gioco che si trova, è una particolarità della settimana mistica, in ogni numero ce ne sono usualmente 3, qualche volta anche un numero diverso. E questo è mio, vedi, Dandy è il mio pseudonimo. Non ho capito. Allora, cos'è quella cosa? Devi rispondere con una frasetta di 15 lettere. Perché 15? Perché ci sono numeri, guarda, 7, 2, 1 fino al 15, ci sono 15 numeri. C'è un 1, un 2, un 3, un 4 là in alto. Vedi? Sotto la parola Anarebus. Quindi cos'è quello? Il palazzo del municipio. Il palazzo del municipio, però avrei potuto disegnare 100 altri palazzi del municipio, a parte che è troppo lungo. Palazzo di? E siamo già lunghi. Quello è proprio, guarda, c'è lo stemma di una città che forse è individuato. Però municipio è scritto sotto. Però palazzo. Allora, guarda, una frase di 15 lettere, in tutto, in 15 lettere. Non guarda lì. Una delle parole sarà municipio. Ma municipio è scritto sotto, quindi probabilmente non sarà scritto. Comune, quante lettere? 6, scriviti comune. Dopo il comune, quello è il comune. Che comune è quello? Triestino. Sì, però non si dice dove è il sindaco? Al comune triestino, no, si dice al municipio. No, municipio abbiamo detto. Comune, una parola di 2. Di Trieste. Quante lettere sono in tutto? Allora, comune di 8, Trieste,
15. 15, allora potrebbe essere giusto ed è esatto. Ok. Mamma mia, fatica, provo qualcosa di più facile per suonare. Allora se tu scrivi Comune di Trieste, adesso non lo facciamo, però scrivi dove c'è la lettera, dove c'è il numero 1 scrivi C, dove c'è il 2 O, Sì, dove c'è il 3 M sì, e così via. Dovresti avere la rivista sotto mano ho capito. e dopo ti viene una frase che è la soluzione. Documenti esteri, te lo dico io, e quella è la soluzione dell'anarebus. Questa me la spieghi meglio la prossima volta. No, Comune di Trieste, anagrammato e documenti esteri. Ah, perché c'è l'anagramma Perché- dopo. No, anagramma, tu scrivi secondo le Sì, lettere sì. e... Cosa stiamo finendo? Sì, Sì, volevo solo mostrare la prossima diapositiva, allora scusa. che sarà le... Eccoci, così dopo chiudiamo. E questa, ecco, vedete, l'anarebus è apparso sulla stemma mistica, è il primo gioco in alto. Qui hanno mostrato tutta una varietà di giochi diversi. Di quando questo? Quest'anno, insomma, sì, comunque, tempo recenti. Ok, c'è Vabbè. anche la De Nero sotto, mi pare. Adesso ha visto la Sì, Tori, ho allora visto lui Tori è e distratto, non capisce più niente. Grazie Gio, la prossima volta facciamo un altro di questi anarebus perché Vabbè, devo però ancora magari riprendermi. ci vediamo prima allora per un po' di allenamento con te. Ragazzi, vi ringrazio. Quando vengo la prossima volta? Non so. Non so, perfetto, appena ho libero. Un giorno che non piove, via. Dopo la Grazie. pubblicità il dottor Sarcletti. Ciao. Allora, bentornati a Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia del dottor Giorgio Sarcletti, che ringrazio per essere tornato. Grazie a voi, un saluto. Nei nostri studi, per parlare un attimo di questo antivirus che insomma sta un po' preoccupando, diciamo incuriosendo anche per certi aspetti. Diciamo così che adesso l'attenzione mediatica è incentrata sui casi di questa infezione virale di una nave passeggeri che poi è stata rifiutata da diversi porti e dove ci sono stati 8 casi con 3 morti. Le autorità svizzere poi avevano già individuato un caso in una crociera precedente della stessa nave proveniente dall'Argentina. È un virus nuovo? No. Non è un virus nuovo. Per conoscerlo dobbiamo andare un po' indietro negli anni, alla guerra di Crimea. Guerra del 150 anni fa, quando più o meno sono. 50-53, 950-53, 3.000 soldati americani si ammalarono gravemente, 3.000, di una malattia ignota, con cefalea, con emorragie, con sindrome da insufficienza renale acuta, che chiamarono febbre emorragica coreana, non sapendo cos'era. Soltanto molti anni dopo, nel 1976, è stato isolato il virus, che è stato chiamato antivirus, lo sa perché? Perché? Perché il fiume che divide le due Coree si chiama Antan, Ok. e quindi essendo stata la prima epidemia in quella epidemia, insomma, la prima manifestazione così intensa anche come numero di vittime, hanno chiamato col nome di quel fiume. C'è un film, per un amante dei film come Bosazzi, del 1998. Spesso i film cosa fanno? Preconizzano o mostrano degli avvenimenti che poi avverranno nel futuro, di una nave, l'Orion Star, una nave passeggeri, in cui si sviluppa un'infezione virale grave. Come spesso sono i film americani, c'è chi salva la vita a tutti, c'è una scienziata a bordo con la figlia che viene incaricata direttamente dal Presidente degli Stati Uniti di prendersi cura di trovare l'antidoto a questa infezione, e lei poi lo trova, e quindi un gran Come successo. si chiama il film? Si chiama La crociera della paura. Ah, no, non mi La dice- non crociera mi dice della niente. paura. Io mi ricordo, sempre si parlava in quel caso di peste polmonare in un film che si chiamava Cassandra Crossing. Ah, Lì come era no. un treno. Come no, un Lì era treno. su un treno che veniva poi dirottato per il ponte di Cassandra, e la CIA aveva piazzato delle cariche di tritolo per farlo saltare, eccetera. Però, vabbè. Torneremo su come l'hanno preso questo virus, perché c'è una modalità proprio molto. precisa. Cosa sono questi antivirus? Sono una famiglia di virus a RNA messaggero, provvisti di un involucro proteico che si chiama capside, con un filamento di RNA singolo all'interno in 3 segmenti.
Il capside è una specie di chiave che permette non solo protegge il filamento di RNA che è fragile, ma permette di entrare nelle serrature delle cellule, liberare all'interno questo filamento di RNA messaggero che senza bisogno di interferire col nucleo della cellula si prende possesso di tutte le fabbriche e i distributori di proteine e di altre sostanze che la cellula ha come dotazione endogena e fabbrica altri virus, altri mRNA analoghi a quello che è penetrato nella cellula. E le cellule all'interno non hanno mezzi di difesa, non hanno guardiani che impediscano questa moltiplicazione e replicazione del virus. Se ne conoscono 23 specie, quindi non sono diverse, sono dicotomizzate, si dice, cioè in specie appartenenti al vecchio mondo, cioè al mondo euroasiatico, e invece quello nuovo, il nuovo mondo delle Americhe. Sono diverse perché vedremo che hanno anche delle sintomatologie e delle caratteristiche cliniche molto diverse. La moglie di Gene Hackman e la stessa Gene Hackman sono morti proprio per la forma respiratoria che è tipica di quella del nuovo mondo. Ma come si prende questo virus? Il virus si prende perché c'è un vettore, un trasportatore infetto del virus, che sono i topi. In genere i roditori, però i topi in particolare. Le deiezioni dei topi, urina, feci o prodotti delle mucose, si essiccano al sole e si polverizzano e il vento li trasporta e tramite il vento vengono inalati da chi purtroppo poi viene colpito da questa infezione. Cosa è successo con la nave? C'è una moda che è appannaggio più degli ornitologi che delle persone comuni, che è la bird watching, cioè si vanno a vedere le colonie di uccelli e dove meglio nidificano e prolificano le colonie di uccelli? Qua sono... Negli immondezzai. Ah sì, perché avevo letto tra l'altro. Sì. E quindi questi due turisti olandesi sono andati proprio a vedere queste nidificazioni di uccelli in una zona che era chiaramente altamente infetta. Comunque il virus è tipico delle zone desertiche, infatti Gene Hackman nel Nuovo Messico. Nel Nuovo Messico. Sì. Altre zone sono l'Arizona, lo Utah, il Texas. Questo è avvenuto dove? In questo contagio, diciamo, chiamiamolo paziente zero, dove sarebbe avvenuto? In Argentina. In Argentina. Okay. Sì, sono andati a vedere questa discarica. E quindi, insomma, in un viaggio di piacere, una crociera, è normale andare in una discarica. Sì, infatti in rete è pieno di discariche. No, anche di discariche virtuali per certi Quelle aspetti. l'abbiamo dappertutto. Sì, ma no, in rete è pieno anche di commenti anche su questi due che dice ma come tu Ma non è detto, perché ho visto l'intervista di un ornitologo che ha detto adesso ci prenderanno tutti per amanti delle discariche. Invece dice c'è una ragione precisa, perché per certi tipi di nidificazione è bene andare proprio in quei posti. In Italia abbiamo avuto un caso forse nel 2001, invece nell'America Latina ci sono 200-300 casi all'anno. Comunque un panorama completamente diverso dal Covid. Ecco perché logicamente molti hanno subito il ricordo terribile di tutta la segregazione, dei problemi di contagio. Già che ci sono, le faccio subito allora la domanda, poi dopo approfondiremo ulteriormente, perché logicamente sempre in rete, che ripetiamo insomma è un luogo anche di nefandezze e tutto, però ho letto ieri, c'è già chi mette in dubbio tutto, perché dice non si sono visti i passeggeri sbarcare dalla nave, eccetera. E alcuni sostengono, dice, avevano già provato, i dietrologi, dice avevano già provato dalla fine della pandemia ad oggi con un altro paio, le scimmie e altre, adesso ci sono riusciti. Questo dice, diciamo così, il popolo di chi non crede, di chi parla di dietrologie. C'è questo timore, c'è anche chi ci marcia, diciamo, sì. No?
anche perché siamo in un periodo così tranquillo a livello Sì, mondiale, tra che l'altro. troppo tranquilli non va bene, bisogna agitare elementi con qualcosa di più sostanzioso. E quindi io direi che non va fatta assolutamente questa versione terroristica della cosa, anzi il contagio da uomo a uomo è difficilissimo. E avviene, ad esempio, come è avvenuto con Gene Hackman e la moglie, perché vivevano a strettissimo contatto. Sì. Però è da dire che mentre il Covid si è praticamente portatori, ma non soltanto, anche capaci di diffondere il virus fin da subito, con l'antivirus invece tutta la fase di incubazione, quindi la fase asintomatica, non è una fase in cui si può contagiare. Ok. Poi il virus in genere esplode da 1 a 8 settimane, quindi è giusto fare una quarantena in soggetti che sono stati comunque a bordo di una nave. Come mai tanto tempo? Perché il virus non sempre si esprime o riesce a penetrare nelle cellule in tempi rapidi. Poi dipende anche dall'organismo, un organismo defedato che ha un tumore, che ha il diabete grave, che ha altre patologie, come si dice comorbidità, e chiaramente soggiace più facilmente all'attacco virale. Quindi tutta la fase asintomatica non è una fase contagiosa. Okay. Quando si manifesta in due modi, come ho detto, cioè la forma polmonare, che è quella tipica del mondo americano, del mondo latino, con mal di testa, febbre altissima e difficoltà respiratorie. Okay. Necessita di assistenza ventilatoria e quindi di ospedalizzazione. Purtroppo ha un'incidenza di mortalità piuttosto alta, sul 50% di soggetti che ne vengono colpiti. Okay. Poi esiste invece la forma del vecchio continente, quella in cui i soldati americani purtroppo sono anche morti nell'epoca, che è una forma invece emorragica che si associa a un'insufficienza renale acuta, anche questa con febbre, con cefalea. In tutte e due le forme è difficile che il paziente che ne è colpito poi vada in giro a contagiare gli altri. Perché sta talmente male che... Esatto, che è difficile che abbia altri contatti. Sì. E comunque dovrebbe averli con il sangue o con le proprie urine, feci, o proprio con la saliva, ma in quantità cospicua. Quindi dovrebbe esserci, come diceva prima, un contatto... Un contatto proprio intimo, e quindi solo con questo è nota la trasmissione. Ci sono stati alcuni casi in Slovenia negli anni scorsi e un caso isolato in Grecia. Comunque sono tutti casi isolati e legati a queste specie. Ci sono 200 specie di ratti, di pantegane, che possono trasportare il virus, ma non è detto che perché uno è un topo sia per forza portatore del virus. Ci sono quelli infetti. Per la forma emorragica renale, oltre alla dialisi per sopportare il fatto che i reni non funzionano più, esiste anche un farmaco, la ribavirina, che è un farmaco particolare che si usa nell'epatite C, è simile a uno dei nucleotidi che costituiscono il DNA. Si ricorda che il DNA è fatto da 4 nucleotidi che si chiamano basi puriniche e pirimidiniche, guanina, citosina, timina. La ribavirina è molto simile alla guanina, anzi alla sua forma legata allo zucchero, guanina più ribosio, guanosina, e quindi questa sostanza immessa nel corpo umano si inserisce nella replicazione virale e fa un errore nella replicazione dell'RNA portando a morte il virus. Cioè si replica un virus malato già all'inizio. Chiaro che questa intromissione di questa sostanza interferisce anche con tutta la nostra riproduzione, però è anche vero che il virus è quello che si replica in maniera esplosiva, mentre l'organismo può anche resistere ad un periodo in cui viene inibita la sintesi dell'RNA. Cosa dire? Che i virus, sa quanti virus ci sono nella Terra? Chissà quanto.
Allora, il numero è fantasmagorico. Sono gli organismi, possiamo considerarli viventi, Sì? più numerosi delle stelle osservabili nell'universo. Sì, Se uno ricorda le potenze, sono 10 alla 31esima potenza, significa 10 seguito da 31 zeri. Praticamente le stelle visibili sono 10 alla 22, 10 alla 23. Quindi tutto ciò dentro cui noi siamo è virus in pratica, potremmo dire così. Ed è anche dentro di noi, perché dentro il nostro patrimonio genetico l'8% circa è costituito da virus che si sono inseriti nel nostro DNA. Si chiamano retrovirus. Sono virus che, compatibilmente col fatto che la loro intromissione ha garantito comunque la sopravvivenza della specie umana, perché molti si inseriscono all'interno delle cellule e del nostro genoma, ma portano poi a morte dell'individuo, quindi non ha più capacità di riprodursi. Ma come si è inserito il virus? Si inserisce nelle cellule germinali, quindi si riproduce con la riproduzione dell'individuo. 8 anche 10% quindi del nostro patrimonio genetico sono virus che convivono con noi. Che siano utili o meno, questo è ancora molto da definire. Però diciamo che di questo numero fantasmagorico di virus, circa 10.000 specie sono patogene per l'uomo. Quindi se noi adesso andiamo a vedere tutti quelli che sono colpiti da forme virali, sarebbe quasi impossibile classificarli, non soltanto, ma per chi teme che adesso si propaghi l'idea di un nuovo vaccino, è impossibile che si faccia un vaccino per una forma di infezione virale così isolata e così scarsa. Ho capito. Cioè, anche le aziende farmaceutiche più avide avrebbero un certo ritegno a fabbricare un vaccino che non serve praticamente a nulla. E secondo, adesso, come posso dire, non mi ricordo, mi sembra un esponente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non so se il presidente o chi per lui, ha detto che bisogna aspettare, mi sembra, una sessantina di giorni o dai 40 ai 60 giorni, e dice lui addirittura poi dopo questo sparisce addirittura, ecco, insomma. Beh, il virus, se non ha modo di trovare un ospite, muore in poche ore. Al sole muore in 1 o 2 ore. Se poi in un ambiente umido, protetto dai raggi solari, può resistere anche diversi giorni. Un po' come il virus, come il Covid. Sì. Il Covid non esiste da solo, perché? Perché questo rivestimento proteico, questo capside, si scioglie e quindi il filamento di mRNA è molto fragile e viene quindi scomposto e non ha più nessuna azione, non ha neanche più la possibilità di entrare in nessuna cellula. In quanto tempo si guarisce? Se si guarisce, in genere in 2 settimane. Okay. Parliamo in generale delle zoonosi, cioè le zoonosi sono le infezioni che l'uomo contrae da altri animali? Da altri animali. Okay. Circa il 60% delle malattie infettive dell'uomo sono zoonosi, cioè le becchiamo da altri animali che possono essere contatto, ma anche morsi, graffi, punture, come vettori possono essere zanzare, le zecche, i pidocchi, cioè, quindi delle malattie emergenti, cosiddette, cioè quelle che scopriamo man mano con l'evoluzione della scienza, queste rappresentano addirittura il 75%, quindi sono un numero notevole. Quali sono le malattie virali più comuni? Dall'influenza all'Ebola, al dengue, il vaiolo, cioè il rosolia, morbillo, tutte malattie virali. Le batteriche, la leptospira, la salmonella, la brucella, il morbo di Lyme. Il morbo di Lyme che è quello delle zecche. Quello delle zecche. Poi ci sono le parassitarie, quindi il toxoplasmosi ad esempio, l'echinococcosi, la giardiasi, in genere malattie del verme solitario. Queste sono malattie da parassiti che si insediano nell'organismo. E poi un'altra classe sono le malattie micotiche. I funghi della pelle o i funghi anche all'interno del nostro organismo. Quindi quanti sono questi agenti patogeni
che possono colpire l'uomo, una cifra enorme, 1400. Fra virus, batteri, funghi, parassiti, un numero enorme. Adesso io non voglio dire questo perché poi uno si preoccupi. No, sì. Però l'uomo ha affinato delle capacità di difesa notevoli nei confronti di tutto questo mondo che lo circonda, però purtroppo, non essendo un animale molto intelligente, sta sporcando talmente l'ambiente che poi è difficile che l'organismo sopravviva anche a quello che l'uomo combina nell'ambiente in cui vive. Pensiamo che ad esempio l'atmosfera, sa quanto è alta l'atmosfera terrestre? 80 km, non una cifra spaventosa. In questi 80 km noi immettiamo di tutto, che non è l'emissione delle auto, perché adesso dobbiamo comprare le auto elettriche. No, è tutto. Ma è un'emissione spaventosa. La stessa fatto di fabbricare armi produce un inquinamento, non solo di spararle, tutti i voli aerei, tutto quello che viene immesso dalle fabbriche in generale. Poi non tutti i paesi si adeguano a delle misure di, diciamo... Certo, infatti molto si era additato all'Argentina, no? in questo periodo, certo. Non mi ricordo chi, disse così impareranno, forse capiranno che... Poi dice se ne fregano perché guardano al presente e non guardano al futuro. Infatti un po' tutto si fa sul presente oggi, cioè non viene fatta una politica neanche che prenda visione dei prossimi 20, 30, 50 anni, o solo a parole, no? Quando si riuniscono e dicono bisogna fare, però in realtà bisogna fare non viene mai fatto. Inquinamento ulteriore è quello proprio al di sopra dell'atmosfera. Noi abbiamo un numero spaventoso di satelliti, residui di satelliti che si sono scontrati fra loro, solo Elon Musk ne ha 7.000, ma vuole portarli a 42.000. Quindi pensiamo che razza di intasamento che c'è al di sopra dell'atmosfera terrestre. Dottore, grazie per essere stato voi, con noi, per averci raccontato queste cose. Buona estate, ma noi insomma continuiamo anche a vederci. E adesso noi ci fermiamo per questa puntata, ci vediamo domani, come sempre alle 17:55.